Fabio Curto, oggi tanti allevatori, tanti produttori di latte, soprattutto trevigiani ma non solo, e anche insomma tanta rabbia e addirittura tanta disperazione. La situazione del settore è davvero difficile. La situazione del settore è veramente difficile, era negli occhi di tutti questi allevatori, di tutti questi imprenditori agricoli che hanno speso veramente risorse, il loro tempo, le loro famiglie, le loro eredità familiare nel portare avanti un'impresa, nel seguire le regole di questo annoso settore che ha vissuto diverse epoche, l'epoca delle quote latte, questa nuova epoca della liberalizzazione, ma che non riesce a trovare un equilibrio. La politica è stata molto spesso latitante su tutti i diversi fronti, oggi è veramente il momento che metta a piene mani qualcosa all'interno del settore, perché la situazione è molto molto grave. Appunto, cosa serve? Perché da un lato i produttori dicono noi non stiamo dentro ai costi di produzione, oggi quello che ci viene pagato il latte non basta proprio fisicamente a coprire i costi di produzione. Dall'altra parte sono sentite anche aziende come la Granarolo che dicono anche noi dobbiamo stare sul mercato e non riusciamo con i prezzi concorrenziali dell'estero poi a essere presenti sugli scaffali. Cosa bisogna fare? Come se ne esce da questa situazione? Chiaramente la bacchetta magica nessuno ce l'ha. La situazione soprattutto italiana del settore lattiero caseario oggi è dovuta a una somma di diverse variabili che via via nel tempo appunto si sono andate a mettere una dietro l'altra e a creare questa situazione di grave emergenza. C'è la fine delle quote latte, c'è un sistema europeo che oggi non ha regole, per cui vede i paesi con dei costi di produzione minori avere la possibilità di avere più latte a costi appunto minori, che si riversano poi nei paesi deficitari come l'Italia a costi bassissimi, dove il latte italiano, con la qualità del latte italiano, non riesce anche per aziende strutturate a essere competitivo. Forse una delle formule potrebbe essere quella, e questo è il nostro messaggio, di un'aggregazione dei singoli produttori. Oggi abbiamo portato un esempio di quella che era l'aggregazione dei produttori del comparto dell'export dei prodotti, soprattutto DOP e trasformati, dell'unione delle organizzazioni di prodotto. Probabilmente questa può essere una delle strade percorribili per far sì che insieme si possa attraversare dei momenti difficili. Il rischio altrimenti è che decine, forse centinaia di stalle anche nella marca trevigiana chiudano definitivamente. Vediamo da un 2015 che in Veneto ha visto perdersi oltre 450 aziende, un 2016 che per i primi mesi e sicuramente fino all'inizio estate sarà ancora più duro. Così dice appunto il mercato, per cui le difficoltà non sono poche. Il meccanismo potrebbe essere quello dell'aggregazione, nessuno ha appunto la sfera di cristallo, però se stiamo come siamo stati finora a tutti i livelli, da quello organizzativo delle organizzazioni di categoria a quello proprio dei produttori, se stiamo come stiamo finora, questi sono i risultati, per cui qualcosa sicuramente va cambiato.